Tragedia a San Pietro di Feletto, 62enne muore in casa per le esalazioni di monossido di carbonio causate dal malfunzionamento della caldaia. La donna lavorava alla nostra famiglia di Conegliano, shock in paese tra gli amici. Sempre più morti e feriti sulle strade della Marca e i costi sociali dovuti ai sinistri hanno superato i 230 milioni di euro. Autovelox nella Marca sarà pronta entro la fine dell'anno la ricognizione dei dispositivi da parte della prefettura sulla base del decreto Salvini, si studia la loro regolarità. A una settimana dalla maxi rissa in un bar del centro di Montebelluna, individuati dai carabinieri 3 dei responsabili, intanto il comune ha già schedato alcuni giovani spericolati alla guida di bici e monopatti. A Castelfranco è stata vandalizzata la panchina in memoria di Norma Cossetto, vittima delle foibe, indignazione di Fratelli d'Italia, atto ignobile. 50 famiglie sotto sfratto in via Pisa Treviso, stamane il conto tra il sindaco Conte e la proprietà degli immobili, sfratti sospesi temporaneamente per consentire alle famiglie di trovare un'alternativa. Sempre meno bambini, sempre più anziani, l'ultima indagine demografica della CGIL traccia un quadro preoccupante, la Marca ha perso negli ultimi 20 anni il 34% dei nuovi nati. Stop ai turisti israeliani, in serata il passo indietro dell'albergatore di Selva di Cadore, ma il suo gesto ha indignato tutti e si teme un contraccolpo per l'economia della zona. Il film sulla vita del fondatore di Banca Mediolanum, proiettato all'Istituto Riccati Luzzati di Treviso, dove l'imprenditore studiò per 5 anni, l'emozione della moglie e della figlia di Ennio Doris. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano la tragedia consumatasi a San Pietro di Feletto. Per un malfunzionamento della caldaia muore la 62enne Rossana Billi, che è stata stroncata dalle esalazioni da monossido di carbonio. Lo shock in paese, era operatrice della nostra famiglia di Conegliano. Sentiamo. È morta mentre era a letto, stava leggendo un libro, gli occhiali ancora addosso. Rossana Billi ha perso i sensi e non si è più svegliata. Le esalazioni da monossido di carbonio hanno ucciso la 62enne operatrice della nostra famiglia di Conegliano. L'amica con cui andava a camminare si è accorta che la macchina era ancora parcheggiata. Ha pensato avesse un giorno di riposo, ma poi l'arrivo di un collega di lavoro l'ha messa in allarme. Immediatamente si sono allertati. Prima hanno tentato con una seconda chiave di aprire la porta, ma dall'altra parte c'era la coppia della donna infilata nella serratura. L'amica dalla sua casa ha provato a guardare dentro la stanza ed ha visto Rossana con la testa inclinata. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. L'ambiente è saturo di monossido, per la 62enne non c'era più nulla da fare. Immediate le indagini per capire cosa possa aver provocato la fuoriuscita di questo gas pericolosissimo, perché in odore e in colore. Forse un malfunzionamento della caldaia, ci spiega l'assessore Linda Pompeiano, vicina di casa della vittima. Sì, probabilmente sì, o sembra appunto che si sia staccato il tubo, quello dello scarico, e quindi il monossido di carbonio ha fatto. Ci dicevano che però lei aveva fatto la revisione, era tutto a posto? Sì, è in affitto in questa casa, però appunto è tutto in regola, insomma. Non è escluso nemmeno che possa aver avuto un ruolo il lavoro di ristrutturazione avviato tempo fa all'abitazione in cui viveva, ma sarà fondamentale la relazione dei periti dei vigili del fuoco, che dovranno stabilire perché è accaduta la tragedia. La casa è stata posta sotto sequestro, il nastro bianco e rosso delimita la zona, salvo il gattino di Rossana che è uscito di corsa quando è stata aperta la porta. Ora gira attorno alla casa spaurito, domandandosi perché la sua padrona non apre per farlo entrare. La 62enne ha acceso il riscaldamento proprio in queste ore, quando le temperature hanno iniziato a calare. Il primo freddo. Doveva andare a lavorare, ma la nostra famiglia non è mai arrivata. Lei che era sempre puntuale e precisa. Per questo un collega era andato a cercarla, preoccupato per il suo silenzio. Più volte aveva tentato di contattarla al cellulare, ma il telefonino squillava vuoto, fino alla scoperta della tragedia. Lo dicevamo, molto conosciuta, amata, c'è tanto dolore per la tragedia. Sentite. La conoscevo bene, andavamo anche a passeggiare, stiamo insieme a bere un caffè, così. Adesso faccio fatica a parlare perché ho ancora tutto qua. Non ci si aspettava una cosa del genere? No, proprio no. Ci sarà da capire perché è successo. Sì, adesso vediamo da cosa è dovuto.
Si ferma, un nodo alla gola, non riesce a darsi pace. Silvana Cesca chiamava a camminare con Rossana, che spesso si fermava a parlare con lei. Nessuno qui riesce a capire perché sia accaduta una tragedia tanto grande, una notizia che è subito rimbalzata alla nostra famiglia dove la 62enne lavorava. La signora era una gran brava persona, appunto, anche solo per il fatto che lavorasse nella nostra famiglia con appunto ragazzi con disabilità, con i nipoti era eccezionale. Era sempre disponibile, era impegnata nel sociale, faceva parte di un'associazione sempre per raccolta fondi. Viveva in questa casa da sola da un paio di anni, ci raccontano i vicini, una figlia a Firenze che Rossana andava a trovare di frequente. Mancherà a tutti, ci dicono, una tragedia che sconvolge la comunità. Beh sì, anche perché insomma si pensa sempre succeda da qualche altra parte, invece ce l'abbiamo in casa, è una tragedia, effettivamente una signora giovane in forze, purtroppo così è andata, insomma speriamo che si riesca a capire qual è stato il problema. Molto probabilmente sarà aperto un fascicolo e verrà disposta l'autopsia. Al di là del caso specifico si torna a parlare delle stufe e delle caldaie che in questi giorni sono state riaccese viste le temperature. L'appello del sindaco ai cittadini. Credo che le opere di manutenzione nei fabbricati siano necessarie, soprattutto quando non abbiamo impianti di questo tipo, perché purtroppo questo è la fuoriuscita di monossido di carbonio, è qualcosa che è veramente silente, non riusciamo a accorgerci. Evidentemente se la corretta manutenzione viene fatta potremmo sicuramente dire che si risolve il problema. Non è sempre facile, anche magari tante volte le condizioni economiche non aiutano, perché comunque sono interventi che hanno un certo costo, però secondo me bisogna veramente puntare sulla manutenzione soprattutto degli impianti di riscaldamento. Domenica la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, ed è un tema molto sentito nella Marca, perché nella Marca è una strage senza fine. In un anno sono aumentati sia morti che feriti sulle strade, 3 incidenti su 10 causati dal cellulare. I costi sociali nel 2023 dovuti ai sinistri hanno superato i 230 milioni di euro. Tra gli uomini gli incidenti stradali sono la prima causa di anni di vita perduta. Si tratta di un dato clamoroso quanto inedito. Sono tante, in aumento rispetto all'egual periodo dell'anno scorso, perché stiamo analizzando i dati che vanno da gennaio ad ottobre, ai quali purtroppo dobbiamo aggiungere anche 2 incidenti mortali capitati a novembre, quindi sono ancora tanti. Sono 54 le vittime registrate sulle strade della Marca da inizio anno a oggi, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023, 4 in più se si prendono in considerazione i primi 10 mesi. Aumentano anche i feriti, più 8%, si passa da un totale di 1991 a 2156, e questo a fronte di un incremento del 2% dei sinistri in generale. Quanto alle cause, si certifica come 3 incidenti su 10 siano dovuti a distrazioni causa cellulare. Non solo, stando a una ricerca dell'ULS 2, un trevigiano su 6 tra i 35 e i 49 anni ha rischiato la guida in stato di ebbrezza almeno una volta nell'ultimo mese, ma c'è un aspetto clamoroso quanto inedito. Secondo l'analisi dei sanitari, gli incidenti stradali nel biennio 2020-2022 sono stati la prima causa di vita perduta, cioè anni di vita persi, tra gli uomini, più del Covid, la sesta tra le donne. È un dato impressionante, anche perché non era mai stato calcolato. Devo dire che sono tantissimi anni, abbiamo tenuto come riferimento i 75 anni come tetto massimo e abbiamo fatto la differenza, e sono tantissimi anni che vanno a incidere anche come costi sociali. Già i costi sociali che nel 2023 hanno raggiunto una cifra monster e che tengono in considerazione tutte le voci connesse a un incidente: danno biologico e materiale, capacità produttiva, costo sanitario. Nel 2023 li abbiamo calcolati 234 milioni di euro, quindi è un peso straordinario che la comunità, ovviamente sia dal punto di vista umano e affettivo ma anche economico, deve subire. È dura anche per noi soccorritori, dice la primaria del SUEM 118 di Treviso, che ricorda la strage silenziosa dei giovani, ma il tema riguarda anche gli over 60, pronte nuove iniziative nelle università della terza età. Intanto sul fronte della velocità è in corso il monitoraggio degli autovelox. Vedere i ragazzi e a volte purtroppo vedere anche i genitori, sì, che sopravvivono ai ragazzi. Questo è forse uno degli aspetti
più difficili. Sì, sicuramente. C'è un lato umano ineludibile nell'attività quotidiana dei soccorritori e Maria Luisa Ferramosca, primaria del SUEM 118 a Treviso, entra immediatamente nel cuore del problema perché dietro la statistica c'è una strage silenziosa. Il paradosso di questa nostra società che non coglie nel profondo del suo immaginario che di fatto poi la prima causa di morte tra i 15 e i 30 anni è l'incidente stradale. Non dimentichiamocelo. Accanto agli under 30 però l'altra fascia più interessata dalle tragedie stradali è quella degli over 60, giovani e anziani sono i più vulnerabili. Vediamo che il 55% dei decessi sono over 60, quindi nella parte formazione abbiamo istituito dei format educativi a tutti i livelli e quello over 65 assume un'importanza fondamentale. Non solo formazione nelle scuole quindi, ma anche nei circoli ricreativi per anziani e nelle università della terza età. Collaterale il tema della velocità, con la prefettura impegnata nel monitoraggio degli autovelox della Marca in base alle indicazioni del recente decreto Salvini contro l'uso improprio dei dispositivi. Cui risultati verranno portati entro fine anno nell'ambito resi pubblici nell'ambito della riunione dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale che è incardinato presso le prefetture. Sicurezza stradale ma anche risse a Montebelluna, i primi risultati per il giro di vite annunciato solo pochi giorni fa dal comune. Sentite. Per quei ragazzi che magari scorrazzano in bicicletta mettendo a repentaglio per prima cosa la loro vita e successivamente anche la sicurezza altrui, che questi verranno schedati, abbiamo già provveduto a schedarne qualcuno, verranno schedati, risaliremo ai genitori che verranno invitati poi qui a colloquio con il sindaco in municipio. A 48 ore dall'annuncio il giro di vite è già diventato realtà e riguarda soprattutto quei giovani che hanno comportamenti pericolosi sulle strade, bici, moto ma anche monopattini, e questo nelle ore in cui i carabinieri di Montebelluna hanno denunciato 3 soggetti di età compresa tra i 19 e 26 anni coinvolti nella maxi rissa scoppiata in centro sabato scorso. A rischiare ora la sospensione della licenza e anche il bar dove è iniziato il parapiglia. Fondamentali le immagini della videosorveglianza, come rimarca lo stesso primo cittadino, e non si esclude che altri partecipanti possano essere identificati a breve. Intanto dal comune si conferma la linea. Da questo weekend la polizia locale stazionerà con un presidio fisso in centro fino alle 21. Voglio ringraziare sia la polizia locale che i carabinieri per l'incredibile lavoro che hanno fatto e stanno facendo. Ciò significa che la collaborazione tra enti porta anche poi al possibile e immediato identificazione di eventuali malintenzionati. Intanto a Mogliano piange la morte di Egle Orzan, la donna di 77 anni che ieri era stata pomeriggio investita al bivio di Barcola a Trieste. Poche ore dopo il ricovero è morta. Era un'esule istriana, Egle Orzan, la 77enne residente a Mogliano Veneto, investita ieri al bivio di Barcola sulla riviera di Trieste da una Ford Fiesta con al volante un 89enne triestina. La donna, legatissima alla città di Trieste, dove aveva trascorso un periodo da profuga 3 anni prima del trasferimento, è morta ieri sera all'ospedale di Cattinara. Il devastante impatto con la vettura mentre stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali le ha provocato un gravissimo trauma cranico e delle fratture in diverse parti del corpo. La donna aveva perso i sensi ed è stata intubata sul posto dai sanitari del 118, poi si era temporaneamente ripresa. All'ospedale di Cattinara è stata sottoposta a un TAC, ma subito dopo ha accusato un nuovo arresto cardiaco che le è risultato fatale. Egle, originaria di San Lorenzo di Daila, frazione della costa istriana fra Cittanova e Umago, condivideva la sua origine istriana con il marito. Con lui, dopo un periodo passato in Liguria, si erano spostati a Mogliano per impegni professionali. Qui hanno cresciuto le 2 figlie, Michela e Raffaella, che li avevano resi nonni. Era sempre rimasta legata al ricordo drammatico dell'esodo, proprio per questo partecipava ogni anno il 10 febbraio al giorno del ricordo ed era stata fra i promotori anche della cerimonia organizzata in quell'occasione in piazza Caduti a Mogliano, con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide in memoria dei martiri delle foibe. È morta nella città della Bora, la più vicina alle sue terre d'origine, ormai da tempo oltre confine.
L'allarme dei furti nella Marca, ieri sera nel mirino la zona di Visnadello di Spresiano, con il comune che annuncia l'acquisto di 20 nuove telecamere, ma resta, dice il sindaco, il tema dell'impunità. Più in generale, in provincia sarebbero in arrivo 20 nuovi agenti di polizia. Io adesso non lo so, ma veramente bisogna essere o Rambo o non lo so, perché addirittura con la telecamera proprio in bella vista che riprende la zona, dico vabbè, non... Probabilmente il fatto che si è impuniti sempre probabilmente fa anche così, far le cose anche da videosorvegliati. Nonostante gli occhi elettronici hanno colpito lo stesso i ladri che in serata sono entrati in un'abitazione a piano terra di un condominio di via Sile a Visnadello, dove subito è iniziato il passaparola sia fisico che virtuale e dove non sono mancate segnalazioni di movimenti sospetti. Mia moglie mi ha mandato un messaggio che su WhatsApp che sono state entrate a casa in via Sile, al piano terra in via Sile. Ho visto queste 3 persone che non le ho mai viste, insomma, qui fuori. E quindi bisogna tenere un po' alta la guardia. Sì. Eppure le telecamere anche ai fini investigativi portano risultati, con il comune che ne acquisterà 20 di nuove, oltre alle 60 già operative sul territorio. Partirà un nuovo progetto per ulteriori ulteriori telecamere, quindi una sorveglianza maggiore del territorio. Le posizioneremo naturalmente su dei posti un attimino meno sorvegliati per ora, parchi, le rotonde nuove ad esempio, sono tutti posti che in questo momento magari sono stati un attimino più deficitari in questo senso, adesso andremo a implementare anche in quel posto, sperando che diano degli ottimi risultati. Più in generale e per tutta la Marca sarebbero in arrivo 20 nuovi agenti di polizia, ad annunciarlo dopo la conferma del Viminale il deputato leghista Gianangelo Boff, nuove risorse che serviranno soprattutto in un'ottica antifurto. Una piantagione di marijuana è stata scoperta ieri pomeriggio dai carabinieri di Roncade durante un'importante operazione antidroga. 2 pregiudicati arrestati, un 45enne denunciato. A finire in manette un 49enne italiano e un 41enne albanese, già note alle forze dell'ordine. I 2 avevano creato una maxi piantagione, come vediamo, in un terreno agricolo di Via Nuova a Roncade, di proprietà di un cittadino, all'oscuro peraltro di tutto. Dopo giorni di controlli e appostamenti, il blitz, i 2 uomini stavano per prendere 2 sacchi con all'interno 100 piante di marijuana alte 1,5 metri ciascuna. Durante le successive perquisizioni domiciliari sono stati trovati e sequestrati ulteriori quantitativi di droga, 190 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 15 piante di marijuana già essiccate e 30 grammi tra hashish e marijuana nell'abitazione dei 2 soggetti. Adesso a Castelfranco per l'indignazione dopo l'atto vandalico che ha colpito la panchina in memoria di Norma Cossetto, vittima delle foibe. Ho avuto l'onore di deporre una rosa, ho portato a Norma, la mia amica d'infanzia, ho portato una rosa. Penso che da lassù lei veda questa rosa. Così l'esule Andrea Patelli nel febbraio del 2023 raccontava la propria emozione nel vedere intitolata una panchina alla sua amica d'infanzia Norma Cossetto, vittima delle foibe, diventata negli anni più recenti, dopo decenni di oblio, un simbolo. Ora però quella panchina, posizionata in piazzale Serenissima con tutto il suo carico di memoria, è stata oggetto di un atto vandalico, la targa dedicata a Norma, in parte rimossa e danneggiata. Un gesto ignobile, afferma in una nota il circolo locale di Fratelli d'Italia guidato da Fabio Carli, condanna anche da parte del gruppo in Consiglio Comunale. Non solo un atto vandalico per un bene che è di tutti, ma un oltraggio ad un simbolo che rappresenta i valori di rispetto e di civiltà come Norma Cossetto. Come Fratelli d'Italia Castelfranco ci attiveremo fin da subito perché la targa venga ripristinata e perché il ricordo di Norma Cossetto continui ad essere un valore nel tempo. Difficile capire se il gesto abbia una connotazione politica o sia un semplice atto vandalico. In ogni caso, dice Massimiliano Spagnol del Comitato 10 febbraio, si è gettato ulteriore fango su una donna che ha dato la sua vita per gli altri. Resta da capire se sarà formalizzata una denuncia. Caso Sfratti, torniamo a Treviso. Si è tenuto questa mattina il confronto tra l'amministrazione comunale e la proprietà degli appartamenti di via Pisa per comprendere i dettagli delle azioni esecutive che hanno portato, come vediamo, al sit-in dello scorso mercoledì. Ebbene, il sindaco Conte ha rappresentato alla proprietà
la forte preoccupazione per la situazione venutasi a creare, chiedendo al contempo una sospensione degli sfratti al fine di valutare congiuntamente le possibili soluzioni all'emergenza abitativa delle famiglie coinvolte. La proprietà ha evidenziato che gli attuali inquilini stanno occupando senza titolo le unità immobiliari e che gli appartamenti necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza. Però la stessa proprietà ha preso atto della oggettiva difficoltà in cui si trovano le famiglie, pur ribadendo la volontà di entrare in possesso di tutte le unità, si è resa disponibile a sospendere temporaneamente gli sfratti per partecipare sin da subito a un tavolo che coinvolga l'amministrazione comunale e le altre diverse realtà cittadine che si occupano di soluzioni immobiliari. Quindi sospesi temporaneamente gli sfratti, questa è una buona notizia. Un tavolo di confronto è fondamentale per capire le soluzioni alternative e intanto la Marca, non solo Treviso, fa i conti con un dato sempre più inquietante. Parliamo di glaciazione demografica, sempre meno bambini e sempre più anziani. L'ultimo studio dello SPCGL. In 20 anni i nuovi nati nella provincia di Treviso sono diminuiti del ben 34%. L'inverno demografico si è trasformato in una glaciazione. Il Veneto invecchia sempre più e nell'allarmante classifica della denatalità elaborata dal centro studi dello SPCGL, la Marca è superata solo dalla provincia di Belluno, che ha perso il 39% di nuovi nati negli ultimi 20 anni, e crolla anche il trend delle nascite tra gli stranieri residenti nella Marca. Oltre il 5% in meno negli ultimi 10 anni. Si svuotano le culle e le scuole, meno 17% la fascia d'età 0-14 anni, cala la popolazione attiva, meno 2,3% di chi ha tra i 15 e i 64 anni, mentre l'unico consistente aumento si registra negli over 65, più 22,5%, ed è proprio l'indice di popolazione attiva, cioè di coloro che sono in età lavorativa, uno dei dati più preoccupanti che emergono dall'indagine. Si attesta al 146%, cosa significa? Che l'età media della popolazione attiva è molto alta, varia da 47 anni a un massimo di 57 anni. Poco confortanti le previsioni per il futuro. Con questo tasso di fecondità, nel 2043 nella Marca ci sarà un giovane ogni 3 anziani, con le allarmanti ricadute sul piano sociale, economico e sanitario. Se non verranno fatti investimenti per invertire questo trend, sottolineano dallo SPI, la nostra società è destinata al declino. Mi riferisco espressamente a quelle politiche non solo PNR, asili nido, eccetera, ma proprio interventi all'interno della contrattazione collettiva da un lato e all'interno delle politiche comunali che diano impulso alle coppie per poter figliare, perché abbiamo visto che anche gli stranieri si sono omologati alla nostra situazione, e avere un tasso di natalità così basso rischia proprio di far implodere la nostra società. Ad Arcade adesso, ieri abbiamo raccontato le preoccupazioni dei residenti che hanno già raccolto 400 firme preoccupate per il maxi polo logistico e per il traffico conseguente. 400 firme già raccolte e continuano anche nei prossimi giorni, già da domani, la raccolta di firme. Oggi sentiamo però le parole del sindaco Domenico Presti. Capisco la preoccupazione dei miei cittadini, capisco benissimo, ma è un permesso di iniziativa privata convenzionato solamente perché c'è una questione che riguarda la viabilità. Riguardo alla viabilità, la provincia si è espressa che i camion in uscita dall'area saranno accolti, saranno accoglibili. Non posso pensare, e non potevo pensare comunque, di trascinare il comune in una causa civile come loro vorrebbero, perché mi imputano dei poteri straordinari che io non posseggo, ossia negare il permesso di costruire. Così il sindaco di Arcade sulla questione del maxi polo logistico di via Gravoni, contro la realizzazione del quale si sono mobilitati i residenti che hanno già raccolto 400 firme, un'area di circa 55.000 metri quadri di campagna che verrebbe cementificata, e a preoccupare i cittadini è soprattutto la grande mole di traffico pesante che si riverserà sulle strade di Arcade da e per il polo logistico. Oggi paghiamo lo scotto di chi mi ha preceduto negli anni 90,
che non ha preveduto una viabilità alternativa, perché oggi non è possibile, laddove potevano nascere strade, oggi ci sono dei quartieri. C'è una bretellina come circonvallazione disegnata sul nostro vecchio PRG, ma non è realizzabile in quanto comunque le risorse non ci sono. Il sindaco punta il dito contro l'opposizione che starebbe dietro la raccolta firme e sottolinea quelli che considera aspetti positivi del progetto. Porterà comunque anche posti di lavoro, è una struttura che è all'avanguardia, ha una maschera di laminazione per le acque, ha una mascheratura fuori per l'impatto del cemento sul verde. Inoltre, dal primo progetto Ungue a quello attuale, io ho fatto sì che fosse aggiunta una pista ciclabile che parte da via Trieste e arriva attualmente fino all'attuale rotatoria, e poi con l'idea di proseguirla. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Allora andiamo alla Camera di Commercio, dove oggi sono stati premiati i maestri del lavoro, la premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico. Ogni premio rappresenta un riconoscimento sincero agli imprenditori, lavoratori e personalità che con impegno quotidiano hanno contribuito alla crescita dell'economia trevigiana e bellunese. Presso la sala borsa della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti si è svolta la cerimonia della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, giunta alla sua quarta edizione. L'evento ha visto la partecipazione di 400 persone, tra i 90 premiati, familiari, sindaci e autorità civili e militari. Questo premio è un riconoscimento a chi ha dato tanto a questa nostra provincia, che ricordo è la nona provincia per esportazione, abbiamo quasi 100.000 imprese e questo è un dato di fatto che vuol dire che il tessuto produttivo, industriale, artigianale, commerciale e agricolo trevigiano è un tessuto produttivo all'avanguardia. Fra i premiati anche un imprenditore giunto dall'Australia, Louis Crema, figlio di emigranti che si sono trasferiti nella terra dei canguri negli anni 50. Se l'aspettava questo premio? No, era una sorpresa. Contento? Molto contento, molto contento. Cosa rappresenta per lei questo premio? La memoria dei miei genitori. Oggi Mr. Crema è uno dei più importanti imprenditori del settore edilizio in Australia, insieme ai fratelli Luciano e Romeo. Le società del suo gruppo hanno attualmente più di 500 dipendenti. Più tanti sono italiani e la nostra azienda dei battumieri si chiama Piave, come il Piave. Compriamo tanti materiali qui dal nord e siamo molto orgogliosi da mantenere la radice italiana. A proposito di maestri del lavoro, di grandi imprenditori, il film sulla vita di Ennio Doris, proiettato questa mattina all'Istituto Riccati Luzzati di Treviso per farlo vedere ai ragazzi della scuola dove l'imprenditore di Tombolo studiò per 5 anni, emozionati i ragazzi, emozionati la moglie e la figlia di Ennio Doris. Del film mi ha colpito particolarmente il fatto che il protagonista Ennio Doris riesca a essere sempre positivo in ogni situazione e riesce a incentivare anche le persone che gli stanno attorno. Gli studenti dell'Istituto Riccati Luzzati di Treviso in aula magna come al cinema per vedere il film Ennio Doris c'è anche domani. La fondazione che porta il nome del fondatore di Banca Mediolanum ha infatti lanciato un progetto educativo rivolto alle scuole secondarie di tutta Italia, con l'obiettivo di ispirare i giovani attraverso la storia e i valori dell'imprenditore di Tombolo. L'evento, patrocinato dalla Regione Veneto, ha visto la partecipazione della figlia Sara Doris, presidente della fondazione Ennio Doris e vicepresidente di Banca Mediolanum, e della moglie di Ennio, Lina Tombolato. L'esempio concreto della vita di Ennio Doris è stato l'esempio di un uomo, di un ragazzo che è provenuto da una famiglia molto umile, anzi povera, oserei dire, e che nella vita ha realizzato una grande impresa, una grande avventura, cambiando quindi
con i tempi che cambiavano, ma rimanendo sempre fedeli a quei valori della propria terra, della propria famiglia, ciò che aveva imparato in casa. Il progetto è stato presentato proprio a Riccati Luzzati di Treviso, la scuola frequentata dallo stesso fondatore di Banca Mediolanum. Vedere i registri di classe con il suo nome, poterli proprio toccare, mi ha dato una fortissima emozione, perché rappresentano quel legno che io non avevo conosciuto, legno ragazzo, io ho conosciuto l'uomo adulto, per cui bellissimo. E aveva dei voti eccellenti. Aveva dei voti eccellenti soprattutto in matematica, perché era un talento naturale in matematica, e difatti guardando i registri erano 9, 10, 9, 10, poi sempre 10. La moglie dell'imprenditore si augura che il film possa trasmettere ai ragazzi i valori e i messaggi che il marito ha portato avanti per tutta la vita. Io spero che i giovani ricevano proprio quel forte entusiasmo, quel credere nei propri sogni, perché è quello che io desidero che passino, perché si può sognare, si può realizzare il sogno. La parte secondo me più bella e la parte che si sente molto di più nel film, che secondo me ha colpito tutti, è stata la famiglia. Ennio si vede che è molto legato alla sua famiglia e che probabilmente è ciò che lo spinge a fare il suo lavoro nel modo in cui lo fa. E adesso, prima di andare a Belluno, vediamo come sempre, come ogni venerdì, con il generale Iannicelli che tempo farà nel weekend e non solo. Permane su di noi un'area di alta pressione, un anticiclone evidente bene sulla carta del tempo. Ecco, questa è la situazione che ha favorito e favorirà tempo stabile come ormai da molti giorni. E con questa situazione le perturbazioni collegate a una depressione sull'Atlantico sono costrette a scorrere a latitudini alte, quindi si tengono lontane. E quindi l'unico problema potrebbe essere la nebbia. Più in dettaglio su Treviso, sul Treveggiano, per domani cielo in prevalenza sereno, per dopodomani ecco il fenomeno della nebbia che potrebbe nella primissima parte della giornata coprire il cielo, rendere addirittura il cielo invisibile, ma poi il sole potrà avere la meglio. A seguire da lunedì una variabilità con tendenza anche a rasserenamenti, quindi a cielo sereno, però da giovedì ecco la situazione generale potrebbe cambiare, cioè l'anticiclone cede, quindi i sistemi perturbati potrebbero cominciare a scorrere su di noi e quindi a portare un peggioramento. I venti sono deboli, direzione variabile, c'è ancora una piccola bava di vento da est, le temperature ecco non dovremmo andare sotto lo zero, generalmente in pianura intorno a 2-3 gradi sopra lo zero, anche se nelle zone più esposte si potrebbero le minime avvicinare allo zero, quindi qualche piccola locale gelata. Le massime intorno oltre 10 gradi per domani, e poi per domenica un abbassamento proprio per il cielo coperto, poi le massime si riaumenteranno nella prossima settimana. E l'alto Adriatico è presto mosso, molto mosso nella prima parte, ma poi la tendenza è poco mosso. È tutto. E noi andiamo nel bellunese. È un periodo davvero difficile per le imprese, basti pensare a quanto abbiamo detto nel telegiornale del Veneto di Venezia con il Fondaco dei tedeschi. C'è un clamoroso annuncio della direzione aziendale di Edim SPA del gruppo Bosch, che alle organizzazioni sindacali ha comunicato di dismettere gli stabilimenti di Villa Santa in provincia di Monza Brianza e di Quero nel bellunese. 160 gli esuberi, 40 dei quali proprio a Quero. Inaccettabile per il segretario provinciale della FIOM Stefano Bona, che dice: la riduzione della forza lavoro avrebbe gravi ricadute sociali e porterebbe a enormi difficoltà nel garantire i livelli minimi di produzione. Oggi nelle assemblee sono state discusse le iniziative di mobilitazione ed è stata sollecitata l'apertura di un tavolo ministeriale per discutere il futuro del settore automotive e della componentistica. E adesso a Selva di Cadore con il caso dei turisti israeliani respinti. Ebbene, proprio in serata ha fatto un clamoroso passo indietro e si è scusato Patrick Ongaro, il titolare dell'albergo di Selva di Cadore, che aveva rifiutato la prenotazione di una coppia di israeliani, apostrofandoli, lo abbiamo raccontato ieri, come responsabili di genocidio. In queste ore ha voluto chiarire la sua posizione spiegando di essere contrario a ogni forma di violenza e di non avere intenzioni razziste o antisemite. Scusandosi per il messaggio diffuso, si è detto quindi disponibile a ospitare la coppia israeliana di cui aveva cancellato la prenotazione. D'altronde lo aveva sentito scosso per il clamore il sindaco di Selva di Cadore, che le aveva parlato oggi al telefono e l'aveva raccontato proprio nel nostro viaggio nella comunità, una comunità che temeva e teme tuttora un contraccolpo economico per la vicenda. Allora sentiamo com'era l'umore del paese oggi prima di questo clamoroso passo indietro.
Il Monte Pelmo, patrimonio dell'umanità, alla nostra sinistra, alla nostra destra il Monte Cernera, incorniciano la frazione di Santa Fosca di Selva di Cadore. È qui che si trova l'Hotel Garni Ongaro, da ieri finito al centro dell'attenzione mediatica internazionale. Splende il sole in Val Fiorentina nonostante la bufera. Qui nel 2018, al pari della vicina Val Pettorina, l'unica tempesta con cui tutti obtorto collo hanno dovuto fare i conti è stata Vaia, ma pare di capire che anche stavolta bisognerà rimboccarsi le maniche. In gioco c'è la credibilità di un territorio unico, casa del cacciatore del Mesolitico di Mondeval de Sora, risalente a 8.000 anni fa, che oggi scricchiola sommerso dall'indignazione scatenata da Patrick Ongaro, gestore del Garni a 3 stelle a Santa Fosca, che ha respinto la prenotazione di una coppia di turisti israeliani interessati a soggiornare nel cuore delle Dolomiti perché ritenuti responsabili di genocidio. Siamo evidentemente rimasti tutti allibiti. Selva di Cadore è una località turistica, ma è una piccola comunità di montagna che ha nelle sue stesse tradizioni l'accoglienza e a nome dell'amministrazione comunale mi scuso anche con i tanti che si sono sentiti discriminati e offesi da quanto accaduto. Il Garni Ongaro è chiuso, manca ancora qualche settimana all'avvio della stagione invernale. Il turismo è certamente il settore portante dell'economia del paese, perciò Lorenzini non nasconde la sua preoccupazione per il futuro. Ci sono e ci saranno ripercussioni, il fatto è molto grave, le discriminazioni di qualsiasi natura sono inaccettabili, soprattutto se poi vengono fatte da titolari di pubblici esercizi. Il piccolo municipio di Selva si affaccia sulla provinciale che attraversa il paese, la chiesa, un bar e un mini market in una manciata di metri. Ai rintocchi di mezzogiorno incrociamo qualche passante. Noi pensiamo che sia una cosa da non fare, anche perché noi siamo per l'integrazione. Pensiamo che sia assolutamente sbagliato. Accusare così chiunque, così anche troppo, anche abbastanza pesanti, non è giusto. Poteva evitare, dire semplicemente non aveva posto, si conosce, lui è fatto così, dice quello che pensa e punto. Io credo che comunque lui abbia le sue ragioni e io le condivido. Lui forse è stato un po' brusco nell'esporre la sua opinione, la propria idea, però effettivamente questo è. Israele non sta facendo una bella cosa, poi non è giusto che il singolo cittadino, turista che sia o meno, abbia queste brutte responsabilità a livello del proprio paese, però così è, inutile girarci tanto. È un barbaro, un incivile, è un ignorante che vada a leggersi la storia e si vergogna e basta. Secondo lei queste espressioni rischiano di danneggiare Selva di Cadore ma anche l'economia di Selva? Sì, senz'altro, perché se un atteggiamento del genere non è concepibile, insomma, ecco. Secondo lei quelle espressioni possono danneggiare Selva di Cadore, la comunità, l'economia? Tutti danneggiano, anche chi li subisse. Il gestore del Garni Ongaro ha spento il cellulare, pare abbia temporaneamente lasciato Selva di Cadore, ma il sindaco è riuscito a parlargli brevemente. Si è reso conto di avere scatenato questa bufera, questo putiferio? Sì, evidentemente adesso è particolarmente scosso e in ritardo, sì, si è reso conto delle ripercussioni mediatiche enormi a cui è andato incontro, insomma, quindi ora è sicuramente rifletterà sicuramente sull'accaduto, questo è certo. E infatti ha riflettuto e quindi sono arrivate le scuse in queste ore, vedremo se basteranno. È tutto per questa edizione, vi lascio il meteo e poi c'è la sitcom di Antenna 3, cancellazione gratuita, fra pochissimo, arrivederci.